in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Un mare di melanzane e di peperoni, come avete visto tutte piantine, quindi siamo in un'azienda florovivaistica. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Perché siamo qui? Perché vogliamo fare un po' il punto della situazione del florovivaismo, sia per quanto riguarda le piante da orto o comunque da verdura e frutta, sia per quanto riguarda le piante da fiore, quindi da abbellimento, perché ci sono dati alternati e alternativi. Allora adesso noi siamo qui e ne parliamo con uno dei titolari dell'azienda, Adriano Peron. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ma è proprio vero che la gente compra meno fiori e pensa più all'orto? Sì, sembra che in questi ultimi anni i fiori vanno un po' più a rilento, però l'ortaggio di casa, l'ortaggio come hobby ha preso molto piede. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto il tempo poco clemente. Ecco, lei appunto ha sia il mercato, diciamo così, hobbistico che quello professionale. Sì. La prima domanda è, sta crescendo il mercato professionale? Cioè ci sono più aziende che piantano di più oppure è stabile o forse magari incalando? No, ci sono molte più aziende che stanno piantando, specialmente piccole e medie aziende stanno lavorando molto di più, stanno nascendo tante aziende nuove, ragazzi giovani che stanno mettendosi, diciamo, in attività come primo inizio, e noi li seguiamo completamente e sembra che sia tutto positivo. Ecco, come avete certamente capito, è un comparto che dà il polso della situazione di questo settore, ma in genere dell'agricoltura dedicata all'ortaggio. Allora adesso noi ci vediamo i titoli di questa puntata e poi proseguiremo in questa nostra indagine. Cala la richiesta di piante da fiore mentre aumenta quella delle verdure da orto. A Quinto di Treviso facciamo il punto sul settore del florovivaismo, che nel complesso vede numeri stabili con qualche crescita soprattutto grazie a un rinnovato hobby per l'orto in casa. L'agricoltura in Veneto attira i giovani e crea occupazione. Allo stato attuale le aziende agricole in Veneto condotte da giovani agricoltori sono 4.200, in costante crescita nell'ultimo triennio, come rilevato dal registro imprese delle Camere di Commercio. Dal fiore giallo e proveniente dai monti scopriamo col nostro agrifarmacista Renzo Gatto l'arnica, pianta portentosa per reumatismi, contusioni ed edemi da trauma, quanto pericolosa per ingestione e anche semplice contatto con ferite aperte per il suo elevato potere velenoso. A San Martino di San Biagio nel Trevigiano, nel giorno dei lavoratori, la benedizione per campi, trattori, attrezzi agricoli, soprattutto uomini e donne che vivono la vita dei campi, e dopo il sacro il rito laico della trippa di mezza mattina per oltre 700 fedeli. La giusta scelta per le piante da terrazzo. Con Adriano Favaretto vediamo cosa succede se collochiamo piante importanti su vasi e fioriere, i consigli per i tagli di contenimento ma anche i suggerimenti per non far soffrire il nostro verde sul tetto di casa. Una panoramica eccezionale per questa sera, ma Adriano Peron, di quante piante stiamo parlando qua? Allora, qua dentro circa abbiamo 300.000 piante divise in 3-4 tipi tra peperoni, melanzane, meloni e cetrioli. Ecco, ad esempio qui davanti che cosa abbiamo? Qua abbiamo dei peperoni di diversi tipi. Qua adesso in questo momento qua questi sono quelli quadrati grossi, poi qua più avanti abbiamo delle melanzane, anche là di diverso tipo. Ma i peperoni qual è che vanno via per la maggiore? Cioè qual è il peperone, diciamo, di moda quest'anno? Ma il quadrato grosso va via molto anche il corno, quello a corno, perché negli ultimi anni è stato riscoperto praticamente. Ecco, ma diciamo si parla del prodotto industriale oppure anche del lobbista? Sia nel lobbista che anche nell'ambito professionale. Ecco, qui lasciamo i peperoni, qui abbiamo un altro tipo di pianta, queste invece sono melanzane. Qua abbiamo melanzane, ci sono prevalentemente le lunghe, le tonde e le violetta, sono i 3 tipi che vanno via più di tutto. Ecco, i tipi di maturazione? Ma diciamo, se vanno impiantati adesso, verso giugno, metà giugno, fine giugno sono pronte in produzione. Questo è sempre prodotto per lobbista o professionale?
Questo è per robista, però la stessa varietà noi le facciamo anche nell'ambito professionale. Ecco, che differenza c'è tra lobbista e professionale? Perché so che c'è una differenza non da poco. Noi cerchiamo di dare la stessa varietà sia da lobbista sia anche professionale. La differenza è solo la confezione, perché il professionale ha bisogno di una piantina messa su delle cassette apposta per il trapianto a macchina, per cui la differenza è solo il tipo di confezione. Insomma, la meccanizzazione. Per la meccanizzazione. Ma è vero che qualcuno è talmente geloso delle proprie produzioni che vi porta i semi da custodire, da preparare per l'anno successivo? Qualcuno sì. Bene, allora lasciamo le melanzane, però arriviamo qui. Qui vediamo dei pomodori particolari. Da dove arrivano? Questi arrivano dalla Spagna, è una varietà, un incrocio di... Ma da dove? Dalla Spagna? Dalla Catalogna arrivano. Quindi sono pomodori indipendentisti. Allora adesso noi vediamo una scheda dedicata al florovivaismo in Veneto e poi torneremo parlando proprio di questi pomodori particolari. Il florovivaismo veneto nel 2017 ha confermato di attraversare una fase di transizione. I numeri ben aiutano a fornire la dimensione e le dinamiche del comparto. La quantità delle aziende venete attive è rimasta sostanzialmente invariata, 1487 unità, vale a dire lo 0,3% in meno rispetto al 2016. In calo soprattutto le province di Rovigo e Padova, quest'ultima che tuttavia si conferma come la prima provincia per numero di aziende, 452, seguita da Treviso e Verona, che con 233 aziende è anche l'unica provincia che fa segnare un incremento dell'1,7%. Distinguendo tra i diversi aggregati produttivi, il più numeroso si conferma quello del vivaismo ornamentale, dove è impegnato circa l'89% delle aziende. Seguono il comparto agricolo, che impegna il 35% delle aziende, e il comparto frutticolo, assestato sul 16,8% del totale veneto. Stabili a 76 unità le aziende attive in altre produzioni di nicchia, tappeti erbosi, fragole e piante grasse in particolare. In calo il comparto dei fiori recisi, così come le aziende impegnate nel vivaismo forestale e nel vivaismo viticolo. La superficie florovivaistica veneta si assesta sui 2690 ettari, con le superfici in coltura protetta che registrano un lieve incremento e si attestano sui circa 660 ettari. Ci siamo lasciati parlando di pomodori indipendentisti, adesso sfatiamo insomma la particolarità di questi pomodori. Niente, sono pomodori, varietà, in questo caso arriva dalla Catalogna, ed sono varietà scelte per il gusto, praticamente quello che adesso la gente cerca. Senta, ci dica la verità, quando arriva qua lei i vostri clienti gli fa subito delle domande, giusto? Sì, la prima domanda, se è un professionista, sicuramente è quella che per sapere se vende a casa o se porta al mercato. Che differenza c'è? Perché al mercato si predilige il colore, una pianta che faccia molta produzione, che i frutti siano tutti uguali, hanno caratteristiche del genere. Se uno vende a casa, la prima cosa da fare è che sia buono da mangiare, per cui tutto il resto dopo non va in secondo piano. Che differenza c'è tra il seme, diciamo così, spagnolo, quindi diciamo mediterraneo, ad esempio il seme olandese che invece è molto ricercato? La ricerca olandese è fatta con poco sole, là il sole è diverso dal nostro, per cui possono lavorare molto sul colore, sulla produzione, ma non certamente sul gusto, che praticamente il gusto lo fanno i francesi in Spagna, qua da noi in Italia, perché qua da noi il sole ti permette di far uscire delle varietà particolari. Quindi il primo consiglio per i nostri telespettatori che hanno intenzione di fare l'orto qual è? È quello di scegliere prodotti varietà mediterranee, perché sicuramente sono caratterizzate dal gusto. L'agricoltura in Veneto attira i giovani e crea occupazione, lo dimostrano i numeri elaborati dalla direzione dell'autorità di gestione dei fondi per lo sviluppo rurale e diffusi dall'assessorato regionale all'agricoltura. Nei primi 3 anni il PSR ha finanziato 1.100 domande di premio al primo insediamento per un totale di 44 milioni di euro di aiuti erogati, confermando l'aumento rispetto al precedente ciclo di programmazione 2007-2013. Allo stato attuale le aziende agricole in Veneto condotte da giovani agricoltori sono 4.200, in costante crescita nell'ultimo triennio, come rilevato dal registro imprese delle Camere di Commercio, in particolare nel settore enologico, nel biologico e nelle produzioni DOP e IGP, ma anche nel settore delle rinnovabili e delle attività legate al turismo e al sociale. Prevalgono i contratti a termine, ma va detto anche che le assunzioni di giovani valgono oltre la metà delle 74.575 assunzioni in agricoltura registrate in Veneto nel 2017.
Un patto di filiera con il settore agroalimentare italiano per il rilancio dello zucchero e della barbabietola. È l'auspicio ed obiettivo della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, espresso a Pontelongo, nel Padovano, dove si trova uno dei 2 stabilimenti per la raffinazione dello zucchero italiano. Alimento prodotto in gran parte in Veneto ed Emilia-Romagna. 7.000 aziende più 1.500 imprese nell'indotto, che ruotano attorno alla cooperativa Coprob e al zuccherificio veneto di Pontelongo ed emiliano di Minerbio, con una produzione annua di 290.000 tonnellate. Sono gli ultimi 2 zuccherifici rimasti in funzione nel nostro paese. Solo 10 anni fa erano 19. Il Veneto scalza la Lombardia e sale sul gradino più alto del podio dell'export italiano. Nell'agroalimentare è il Veneto la regione leader dell'export, soprattutto grazie al Prosecco. I dati elaborati sono contenuti nell'Agri-Food Monitor di Nomisma. Su quasi 41 miliardi di euro di cibo e bevande che l'anno scorso l'Italia ha distribuito sui mercati internazionali, con un aumento di oltre il 5% rispetto al 2016, la quota del Veneto è stata di oltre 6,6 miliardi. Non solo la regione è la portabandiera del comparto nel mondo, ma è anche quella dove la crescita dell'export agroalimentare è stata la più alta negli ultimi 5 anni, più 37%. Il merito del successo della locomotiva del nord-est è soprattutto del segmento del vino, con il Prosecco in prima fila. La Commissione europea ha presentato la proposta di bilancio comunitario per il periodo 2021-2028, previsti tagli per l'agricoltura e coesione sociale. Il tutto per dare più forza alla sicurezza digitale, agli aiuti sull'immigrazione e alla ricerca e sviluppo. La proposta dovrebbe quindi contenere tagli del 6% per 2 settori che dovrebbero vedere il loro peso nel bilancio diminuire dall'80 al 60% del totale. Per quanto riguarda l'agricoltura, i tagli sarebbero in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani precedenti, che hanno visto finora molti fondi rimasti inutilizzati da parte dei Paesi membri, Italia compresa. Adriano Peron, qui siamo nel settore incalando. Sì, è un settore che è un po' in diminuzione. Qualche anno fa di queste piante qua ne facevamo serie complete, invece adesso dobbiamo ridurre un po'. Ma perché secondo lei? Ma è un po' la società che cambia sicuramente, e anche fare il giardino con tutti i fiori e poi tutto il mantenimento ha dei costi che magari adesso tante persone non sono in grado di gestire. Qual è invece il fiore o la pianta da fiori, insomma, che in questo momento tiene botta, come si dice? Che funziona ancora bene è il geranio zonale, più che sia. Ci sono le dipladenie che hanno preso piede anche da qualche anno, e anche tutte le piantine piccole che fanno gli aiuole, tipo le begoniette, le petuniette, l'impatiens, quella roba là. Ma un giovane che tipo di pianta regala alla fidanzata? Ma magari un tablet o una bella cena di pesce. Il parroco benedicente lungo la strada che taglia le distese coltivate. Sembra quasi un'immagine del passato, in un tempo dove cemento e modernità hanno preso il posto dei ritmi della natura e delle ragioni dell'anima. Ma a San Martino di San Biagio non mollano quello che è un misto tra rito cristiano e festa pagana, tra acqua santa e piatti di trippe. È la festa di San Giuseppe Lavoratore, che qui da sempre significa benedizione del quotidiano di chi fatica sui campi. Un tempo erano i buoi con giogo e vomere, oggi sono i cavalli vapore dei trattori, da quelli dei nonni ai bestioni di ultima generazione. Fa tenere anche i ricordi dei nostri vecchi praticamente, e dopo fare anche a gruppo, perché tanta gente mi segue, roba là, perché piace vedere le macchine invece di una volta. Ha senso anche recuperare le cose vecchie, perché sennò a questo mondo tutto va buttato, insomma, ecco. E qui a San Martino vale per gli oggetti, ma soprattutto per la fede, così salda che la piccola e pur millenaria chiesetta non riesce a contenere i partecipanti alla Santa Messa. Il lavoro è sempre un valore e una virtù che eleva la persona. Ringraziamo Dio che, diciamocelo francamente, per noi il lavoro c'è.
perché in fondo la terra non ha mai tradito l'uomo, che invece in questo tempo sembra aver smarrito alcuni punti cardine della propria esistenza. Ecco forse il perché di tutta questa gente presente nel piccolo borgo e i tanti che, facendosi il segno della croce senza timore di essere considerati fuori dal coro del modernismo, hanno chiesto la benedizione anche per quello che è divenuto da tempo un attrezzo di lavoro indispensabile, l'automobile. In tutti i 20 secoli di cristianesimo la benedizione ha avuto questa duplice valenza. Primo, di ringraziamento a Dio, secondo, chiedo la tua protezione, proprio perché tu mi hai dato questo strumento, chiedo la tua protezione, il tuo aiuto, la tua grazia, perché ne sappia fare buon uso. Segni di una fede radicata che la modernità non cancella, così come non riesce a cancellare il rito laico che conclude da sempre le benedizioni. Così, se in chiesa c'è stata l'aspersione dell'acqua santa, sul piazzale non è mancata la distribuzione di quintali di trippa per tutti. Ma perché alla fine offrite la trippa? Perché è un piatto povero. Sempre stata tradizione e siamo andati avanti così. Manifestazioni come queste, che senso hanno? Hanno ancora un senso per i nostri territori? Dico che hanno un senso meraviglioso perché rappresentano la tradizione, la cultura e l'aggregazione e noi sempre come amministrazioni dobbiamo coltivarle, aiutarle a coltivare, a essere vicino a queste tradizioni. Seconda parte di Agricoltura Veneta, stiamo parlando di florovivaismo, siamo con Adriano Peron nella sua azienda qui a Quinto di Treviso e davanti a noi c'è del basilico. Perché? Perché vogliamo parlare del fatto che per una campana non è vero che ci deve stare solamente una pianta, perché ne piantate addirittura quante? No, su un vasetto di questi qua ci sono circa una ventina di piantine perché dopo queste qua creeranno un cespuglio che una volta chi le porta a casa lo utilizzerà le foglie, poi lo pianta fuori sia per terra o su un vaso e verrà un cespuglio molto grande. Ecco, basilico, pianta aromatica, il settore delle piante aromatiche come sta andando? Ma sta andando bene, negli ultimi anni è anche in evoluzione. La pianta che va via di più comunque è sempre il rosmarino e la salvia, che sono le due principali per circa un 50-60%. Poi tutto il resto, il timo, la lavanda, l'origano, la maggiorana, sono anche queste piante abbastanza richieste. Senta, si parla ad esempio della salvia, quella con le foglie molto larghe, ha la stessa qualità di quella nostra solida che usavamo una volta? Ma quella con le foglie fine, salvia selvatica, e quella è l'aroma più importante. Quella a foglia larga c'è l'utilizzo in cucina per fare le impastellate. Diciamo che l'aroma è un po' secondario, un po' inferiore, però si sente comunque. Parlando di piante aromatiche, a questo punto non possiamo che lasciare la linea al nostro agrifarmacista Renzo Gatto, che ci parlerà di una delle tante piante medicinali. Arnica montana. È una pianta che vive nelle nostre Alpi, in alcune regioni è anche protetta perché ne hanno fatto una grande razzia. Viene anche chiamata piantaggine delle Alpi perché se guardiamo le foglie assomigliano molto alla piantaggine lanceolata. Totalmente diverso il fiore, la piantaggine ha delle infiorescenze mentre l'arnica montana ha un fiore bello, giallo. Viene molto utilizzato in omeopatia, mentre per quanto riguarda l'utilizzo più comune si utilizza solamente come pomata, come crema. E se facciamo caso, mai come gocce per bocca o compresse. Perché? Perché è una pianta velenosa. Allora, contiene delle sostanze cardiotossiche, ragion per cui possiamo utilizzarla solo in pomata nelle forme infiammatorie, nelle contusioni, nelle distorsioni durante il gioco, durante la nostra quotidianità. E va utilizzata solamente a cute integra, cioè non bisogna mai utilizzare la pomata di arnica quando ci sono delle scoriazioni con fuoriuscita di sangue, proprio perché può essere tossica, contiene delle sostanze cardiotossiche. Può essere anche utilizzata per impacco, allora si fanno 2 grammi di arnica su 100 ml di acqua, si fanno bollire, si mette appunto la sostanza, poi si lascia e si filtra e si può imbibire una garza e fare l'impacco. Attenzione, non va mai, ripeto, mai bevuto questo infuso e l'impacco deve essere sempre utilizzato su cute integra, questo è molto importante.
Torniamo al prodotto, diciamo così, questi sono poi quelli che noi diciamo prodotti a chilometro zero per gli agricoltori. Va sia a chilometro zero, campagna amica, tutte quelle aziendine che dopo venderanno a casa. E la garanzia del prodotto? Gliela diamo noi la garanzia. Ecco, mentre scorrono le immagini della vostra macchina che serve per seminare, i semi che noi vediamo, ad esempio nelle immagini vediamo dei semi addirittura azzurri, perché questo colore e soprattutto questa copertura? Ma è solo un trattamento che serve per il mantenimento del seme. Ecco, la macchina che noi stiamo vedendo, che ciclo ha? Ma quelle macchine qua possono lavorare a circa 1 migliaio di cassette all'ora. E adesso in questi periodi fanno circa 2-3 ore al giorno di lavoro. Senta, come funziona? Cioè, voi mettete la torba su un punto, poi com'è il procedimento? Sono macchine che si parte con una tramogia dove si mette la terra e si mettono le cassette e la macchina se le prende, le riempie, le spazzola, le pulisce, dopo fanno anche la sede, la buca dove andrà il seme, mette il seme, dopodiché viene coperto e bagnato e impilato. Ma è vero che questa macchina un po' l'avete progettata anche voi? No, non è vero, comunque è frutto di tanti suggerimenti. Ecco, torniamo invece al tipo di produzione, venga con me. Senta, qui ad esempio abbiamo diversi tipi di pomodoro, quelli che vanno per la maggiore ad esempio per il mercato del lobbista? Il datterino e il ciliegino sono quelli che vanno via tantissimo. Il datterino, specialmente queste ultime varietà di quest'anno, sono anche destinate sia sulla terra, sul giardino, sull'orto fuori, sia anche sono varietà che si possono mettere in terrazzo, per cui sui vasi, su delle cassette dove uno vuole. Queste piante qua sono perfette. E allora proprio per questo ci sentiamo cosa ci racconta il nostro giardiniere Adriano Favaretto. Oggi parliamo delle piante in terrazzo. In questo caso ci troviamo di fronte a delle piante in terrazzo un po' datato che secondo me hanno raggiunto il loro massimo, diciamo, della vita in vaso, sacrificata in vaso, e quindi la loro resa ormai è in discesa. Certo, se queste piante noi le togliamo e le piantiamo in giardino, in 2 anni ritornerebbero giovani e splendenti come prima. Cosa possiamo fare? Qualcuna si può rinvasare, altre purtroppo bisogna eliminarle. Qui vedete alcuni esempi, in questo caso l'oleandro. Da cosa si nota la pianta datata? Si nota dalla ceppaia che si è formata dentro sto vaso. Qui dentro ci sono solo radici, non c'è più terra, lei non si nutre più. Quindi è da fare una potatura leggera e intervenire tagliando qualche ramo, tirandogli via un po' di vegetazione in modo che lei abbia meno da nutrire e fare in modo che rompa più sotto. Ma certamente il mio consiglio alla fine sarà quello di sostituirla e dargli nuova vita piantandoli in giardino. Quindi la considerazione è questa: nel momento in cui andate a scegliere le piante per fare un terrazzo da mettere sulle vasche, per quanto grandi siano, non saranno mai sufficienti nel tempo a far sì che le piante rimangano belle per tutta la vita, rimanendo voi stessi amareggiati nel risultato. Si pensa sempre che le piante si arrangino, facciano, però sui vasi in alternativa, su vasche, su fioriere in alternativa potete mettere dei piccoli arbusti, dei rampicanti piccoli, pur sapendo che anche quelli hanno un termine, ma meglio ancora dei fioriture stagionali. Un magazzino che ha tante particolarità, anche quelli diciamo di controstagione. Cosa sono i prodotti controstagione? Ma sono i prodotti che normalmente vengono trapiantati in periodi diversi. Ad esempio qua abbiamo un radicchio e anche il finocchio. Qui normalmente i radicchi vanno piantati verso l'autunno insieme con i finocchi. Queste sono ad esempio varietà ibride, sono degli F1 che sono incrociati appunto per permettere la produzione anche in periodi diversi, in questo caso la primavera. Cosa non si fa pur di avere prodotti 4 stagioni? Sì, comunque sono tutte varietà derivanti da ibridazioni naturali.
Nel senso che in natura il finocchio dovrebbe arrivare d'inverno o in autunno? Sì, normalmente sì, però dopo, lavorando un po' con gli incroci, si può arrivare anche a questi tipi di varietà. Ma quelli di Chioggia cosa dicono di questo ibrido? Ma diciamo che quelli di Chioggia hanno già abbastanza lavoro con i prodotti di quarta gamma. Ecco, ad esempio la quarta gamma, voi non la trattate per una questione di numeri, ma quanto importante è, ad esempio, nel settore del florovivaismo? Ma la quarta gamma è un po' il futuro, perché permette al consumatore di trovarsi il radicchio già pronto, lavato e pronto per essere consumato. E comunque garantito nel sapore? È garantito nel sapore, sì. E per voi è una garanzia di lavoro? Cioè le aziende che lei sente, che frequenta sulla quarta gamma, trovano riscontro? Ma è un lavoro sempre più in evoluzione, perché noi vogliamo sempre trovare tutto pronto e di conseguenza questo è una delle cose che darà futuro. Però l'orto poi alla fine, se uno ha la tradizione, se lo fa. L'orto di casa è sempre il proprio. Senta, lei ha diciamo così le serre, il controllo ventilatori e quant'altro eccetera, ma quanto importante è nella vostra gestione sin dalla nascita delle piantine il tempo meteorologico? È importantissimo, perché è quello che fa la differenza. Per esempio prendiamo quest'anno, ha fatto brutto tempo fino a metà aprile quest'anno, per cui ci siamo trovati in difficoltà nelle vendite, perché nessuno ha piantato né nei campi né negli orti. Mentre in serra le cose andavano avanti lo stesso? Mentre in serra sì, il lavoro è controllato, per cui non ci sono problemi. Bene, allora adesso noi ci fermiamo un attimo e andiamo a vedere quali sono le previsioni per questa settimana con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. La scena meteorologica è dominata in questo periodo e anche nei prossimi giorni sarà dominata da una depressione che è localizzata sul Mediterraneo, quindi è la posizione ideale per attrarre i sistemi perturbati e poi trasmetterli, spingerli verso di noi, anzi li rafforza, li ciba proprio con l'aria umida presa dal Mediterraneo, dal mare, quindi si formano sistemi perturbati che già hanno portato piogge tutto sommato per l'agricoltura in questi giorni, in queste ultime ore, forse anche preziose, precipitazioni sono state diffuse e anche abbondanti. Questa depressione rimarrà viva nei prossimi giorni, quindi continuerà a produrre sistemi perturbati, anche se le zone più colpite, quindi anche con fenomeni più intensi, sono la parte occidentale, quindi la parte più occidentale della nostra regione, ma soprattutto le regioni più a occidente. Quindi prevediamo ancora, dopo le piogge ancora di sabato, le piogge diffuse, localmente anche di una certa intensità, per domenica prevediamo un certo miglioramento, quindi una nuvolosità irregolare, a tratti più intensa ma anche inframmezzata con qualche schiarita. Localmente potremmo avere anche qualche pioggia residua ma non indicativa. Poi abbiamo 3-4 giorni di tempo tipico primaverile, quindi una nuvolosità che va e viene dal cielo, non ci sono subito delle precipitazioni estese o persistenti, abbondanti, ma localmente le 2 gocce potrà farle. Tra giovedì e venerdì potremo avere un peggioramento e quindi ancora delle precipitazioni che potranno essere più sostanziose, quindi diversi millimetri, e poi di nuovo un miglioramento per fine settimana. Con questa situazione le temperature sono ballerine, soprattutto nei valori massimi. I valori minimi sono più o meno 15-16 gradi, 17 gradi in pianura. I valori massimi quando il cielo è coperto, ecco che le massime non vanno oltre i 23, 22, 23, 24 gradi. Come si rasserena, ecco, le temperature schizzano verso l'alto e si portano intorno ai 27-28 gradi, ripeto sempre questo in pianura. I venti, dopo i rinforzi di vento delle ultime ore, non dovremmo avere altro vento forte, il vento sarà prima dai quadranti orientali, poi più o meno variabile. L'Alto Adriatico, ecco, più o meno da poco mosso a localmente mosso. Adriano Peron, cosa sta facendo col computer in mano qua? Io sto controllando gli ordini che sono appena arrivati.
Ecco, ma come mai il computer, cioè non viene più nessuno a comprare quasi direttamente? Sì, è che ormai l'informatizzazione è importante. Noi ad esempio abbiamo messo tutto sul nostro sito, i nostri clienti trovano tutta la roba che è disponibile aggiornata in tempo reale, per cui fanno l'ordine direttamente. E si parla di consorzi agrari? Quindi non si parla solo di privati? Si parla di consorzi agrari, negozi in genere e anche professionisti. Senta, però quando si va a prendere una pianta la si guarda, la si tocca, la si vede, come si fa a venderla in maniera virtuale? Ma diciamo che adesso entra in gioco anche il nostro nome e la fiducia che hanno nel nostro tipo di lavoro. Siamo un po' alle conclusioni. Il settore quindi è un settore che tiene questo florovivaismo o in crescita o in calo? Ma sono settori che bisogna stare un po' a vedere e stare un po' allerta e vedere il consumatore cosa richiede. Sicuramente per giovani che si vogliono mettere in gioco qua c'è della strada, ci sono tanti lavori che magari sono un po' vecchi, che sono da eliminare, ma ci sono tanti lavori nuovi, tipo anche l'e-commerce può essere, che può essere un prossimo futuro. Insomma, lei lo consiglierebbe a dei giovani che in questo momento non trovano lavoro nel settore dove magari hanno studiato? No, faccio un esempio, un ingegnere informatico può trovare lavoro qui? Ma sì, con l'e-commerce è importante. Abbiamo degli esempi di ragazzi che si sono messi un po' al lavoro su questo tipo di settore ed è funzionale. Ma poi vengono a chiedere comunque consigli ai più vecchi, giusto? Beh sì, questo qua sempre. Cos'è che gli dice ogni volta che arriva un giovane qua? Ma che la terra è bassa. E allora con questa battuta che fa riflettere si conclude questa puntata di Agricoltura Veneta. Grazie a tutti voi per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.